Buonasera, allora commentiamo la partita con Cristian Costenaro del Breganze. Non so neanche da dove partire per un secondo tempo spumeggiante, una cosa incredibile, però primo tempo la partenza non è stata delle migliori. Come mai siete un po' presi in difficoltà? Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, ho notato anch'io che nel secondo tempo abbiamo deciso di svegliarci e dare un altro ritmo alla partita. Diciamo che anche per il primo e secondo tempo il nostro mister ci ha dato due raddrizzati in modo da entrare con un'altra voglia e con un'altra testa, e penso che l'abbiamo dimostrato davanti a tutti stasera. No, senz'altro. Diciamo che la svolta è avvenuta dopo il rigore sbagliato. Tra l'altro mi sembra l'hai tirato te, però dopo da lì avete capito o ci diamo una mossa o altrimenti questa è persa. Sì, diciamo che ci siamo guadagnati lì il rigore, poi non sono riuscito a concretizzarlo, però subito dopo abbiamo deciso di iniziare a giocare bene e giocare come squadra, come sappiamo giocare, e da lì siamo riusciti a raddrizzare bene la partita come volevamo. Ve lo aspettavate uno Scandiano così preparato, così pronto, così impostato? Sì, già difensivamente in settimana abbiamo parlato con il mister di tutta la squadra, e infatti come dimostra il campionato, lo Scandiano è una squadra che subisce pochi gol e quindi ci aspettavamo una partita bella tirata come è stata. Adesso, se non sbaglio, avete raggiunto anche la certezza matematica di entrare nei playoff, non fosse altro che siete primi con un larghissimo vantaggio. Comunque, come pensate di costruire le prossime partite? In realtà della qualificazione ai playoff ne avevamo parlato, sì, ma non ci interessava più di tanto. Noi ci interessa vincere le partite, continuare a giocare, migliorarci sempre e continuare sul nostro cammino senza pensare di essere già qualificati o altre cose, dare sempre il massimo, insomma, dare sempre il top. E questa è la migliore filosofia. Faccio un in bocca al lupo a Cristian per i prossimi incontri e a risentirci fra qualche minuto.